Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Polisportivo e Fulgatore Geraci, 23esima giornata del girone A di eccellenza siciliana. La finta e la battuta, respinta, allontana l'Oppizio di testa per il tiro di controbalzo di Manuel Natella. Geraci in velocità con l'avanzata di Giovagnoli, verticalizzazione, Marcio Fernandez entra in area, non esce il destro, Daguanno. Il suo destro in mezzo, colpo di testa verso il secondo palo di Onuoa. Lancio lungo verso Genna che manca l'aggancio per pochissimo. Scalisi, Marcio Fernandez per la corsa di Pineschi. Cross in mezzo col mancino, secondo palo del Monego ad anticipare De Morra. Prende Pineschi. Passaggio dietro, pallone che scorre e libero Giovagnoli per calciare. Parte Pineschi, primo palo, pallone dietro, Scalisi, tiro respinto, De Morra lo ricicla per Diego Fernandez, Grimaudo. Invece parte l'ala, oltre la traversa, alla battuta c'è Todaro, parte lui, la chiama Barbagallo a vuoto, Razak, vicinissimo a calciare. Sempre il Fulgatore in proiezione offensiva. Onuoa, pallone dietro, Daguanno lo riserve per la conclusione di Natella. Natella, lancio morbido in aria per l'ala, cerca di coordinarsi Onuoa, poi Razak stava aspettando il pallone, lo spazza via Ogbonda. Ritorna a farsi presente la pioggia. Genna all'interno, Natella, area di rigore, cross basso dietro, scivolata di Scalisi, cerca di calciare Onuoa. Ogbonda, Albanese, legge i tempi contro l'ala e può avanzare ancora Albanese, il cross respinto da Natella. È sempre del Geraci questo pallone, Giovagnoli, cross e rientrare, non ce la fa a colpirla di testa Guadagnoli. Il recupero di Scalisi su D'Amico, avanza il Geraci, pallone allargato su Marcio Fernandez, al limite Fernandez bloccato. La punizione di Scalisi, secondo palo, Guadagnoli! Giuliano Guadagnoli, gol annullato però per posizione di fuorigioco. Diego Fernandez contro Genna. Diego Fernandez, l'entrata di Genna alla meglio, l'esterno del Geraci mette dentro, deviazione, calcio d'angolo. Scadono adesso i minuti di recupero. E infatti è ufficiale lo 0-0 tra Fulgatore e Geraci. Una partita in cui non abbiamo visto un tiro in porta.